La nostra installazione racconta di una storia industriale importante, nata dopo il Vajont, che non può, come dicono le didascalie e soprattutto le foto, finire in un disastro. Dal portico di Palazzo dei Rettori, sede della prefettura di Belluno, alla piazza di Trichiana, a Borgo Valbelluna, storico sito di Ideal Standard, ex ceramica Dolomite, oggi di proprietà del fondo australiano Anchorage, che con i suoi quasi 500 lavoratori sta vivendo una crisi sfiancante. I sindacati di categoria ai tavoli di crisi continuano, inascoltati, a chiedere il piano industriale che dia un segnale per il futuro. La scelta della protesta di questa mattina, silenziosa ma di grande impatto emotivo, è innanzitutto la risposta a un evento che la proprietà dello stabilimento ha organizzato per questi giorni a Londra e poi vuole essere un richiamo alle istituzioni che non possono sottrarsi dal salvataggio dello stabilimento di Trichiana. Alle 13 i sindacati hanno incontrato il prefetto Savastano. Noi abbiamo un incontro importante il 27 di ottobre che è stato indicato dal Ministero del Lavoro, dell'Industria, perché l'azienda ci deve venire a indicare definitivamente se ci sarà un piano industriale o non ci sarà un piano industriale. L'auspicio è che la vertenza si sblocchi al più presto, come per la ACC. Anche per Ideal Standard è stato avviato il comitato di sorveglianza interistituzionale per il monitoraggio della situazione che al momento è in fase di stallo. L'iniziativa organizzata oggi proseguirà a Trichiana sino a domenica prossima. Successivamente, da martedì fino alla prossima settimana, tutta l'installazione, sia quella di Trichiana che di Belluno, sarà in piazza Amel.